io YouTube non è pure il benvenuto, non so perché si vede tutto opaco, non si vede chiarissimo. Perché? Boh. Non è chiaro chiaro, però va bene. Buongiorno, come state? Giorgina, Diabolic, minchia, tutte qua presenti siete. Oh. Che bello, io nel frattempo metto sempre la mia solita moca, perché siamo a metà mattinata, diciamo. Così nel frattempo voi mettete i like, condividete, invitate amici, parenti, chi volete voi. Va bene? Si blocca, mi dice che è un po' instabile, vediamo se si resetta un po', perché io ho il wifi qua messo a manetta. Riprendi la live. Maria Tumminello, buongiorno. Io nel frattempo metto solo la moca, magari si stabilizza un po' il tutto. Che a doppio telefono, ma che può fare? Ma quale Rai 1? Ma non è che il Rai 1, canale 5, non potremmo piedere. Minchia, mi rende così, ma io c'ho il canale YouTube, ma perché non passa la diretta pure là? Magari qualcuno che non ha TikTok, stavo vedere. Perché dobbiamo privarlo? Se qualcuno è nel mio canale YouTube, mi dia segnale. Buongiorno, buongiorno, 1960 Matti, sei il primo in assoluto in una mia primissima live. Sto parlando con YouTube, quindi mettetevi a cuore. Che bellissima sta cosa. Sto facendo e diventerò pazzo, però va bene. Sbagnò, Matti è stato il primo, è l'unico presente su YouTube. Ah, così te voglio, temerario. Fantastico. Facciamo caffeuccio, lo prendiamo insieme anche virtualmente e poi partiamo con le ricette. Ho deciso di farne un'altra, oltre quella delle uova di sgombro. Rigiro di nuovo tutto, oltre quella delle uova di sgombro, perché stamattina ho trovato degli asparagi molto interessanti e oggi mi farò una base per fare il risotto domani. Non so se sono stato chiaro. Nel frattempo metto la caffettiera perché se no sarà male. Quindi oggi andremo a fare il condimento per gli spaghetti con su YouTube mi chiamo Rosalba. E ci sei pure, sei messa su YouTube. Rosalba, tu sei temeraria. Rosi, a proposito, ti volevo dire una cosa. Io ti ringrazio, ieri mi è scatafuttissi tipo 100 like in tutti i miei video. Però sappi che purtroppo TikTok non lo gradisce perché banna coloro che fanno queste operazioni perché pensano che possa essere magari, in questo caso io, ad avere un doppio account. Salvatore, buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi io ti ringrazio di tutti quei like che mi hai messo e lo faccio e lo dico per tutti quanti voi che siete sintonizzati. E mi rendo conto della stima, della fiducia, dell'affetto, ma se fate i like compulsivi, TikTok già come manna verale, ancora peggio. E Laura Luana, buongiorno. Non ti preoccupare, Rosy, non è un rimprovero, è una puntualizzazione. Infatti non ti ho neanche bloccata perché di solito blocco quando vedo partire questa raffica di like e poi scrivo in privato perché non riesco a fermarti in nessun modo, non a te, a tutti quanti. Però siccome mi si devo combattere con TikTok, chi volete fare facite e chi vuole fare fa. Tanto noi comunque ci divertiamo sulle live e sulle live, a meno che non usciamo fuori dai canoni, diciamo, di educazione, TikTok ne fa fare chi vuole. Quindi. Lo stesso penso YouTube, gli amici di YouTube, buongiorno, siamo in tre, ma siamo tanti, perché YouTube per me è un mondo totalmente sconosciuto. Ti vedo per la prima volta e mi fa piacere che mi facevo catascante, no? Che hai paura nel vedermi. Sei ben arrivato, o arrivata, non lo so. Ma li hai guardati tutti e 290 oppure tipo 10 secondi e mettevo like? Perché se li guardi per intero e metti il like, guardi per intero e metti il like, allora TikTok te lo fa fare. Ah, se no. Mentre YouTube è molto più sportivo. Io infatti preferisco YouTube e spero sinceramente di riuscire ad inserirmi molto bene sul canale YouTube, perché TikTok è veramente un casino.
Siamo a 1000 like e già siamo oltre i 31 partecipanti, mentre su YouTube siamo a 4. Ah, così ve voglio. Se qualcuno è anche su YouTube e se ci vuole sintonizzare e mi vuole dare una mano nel, con questo canale YouTube, io vi ringrazio anche perché se qualcuno poi mi dice come si vede il video YouTube, perché io vedo su TikTok è nitida l'immagine, su YouTube mi vedo un pochettino sfocatello. Daniela, piacere mio. E allora non mi ha penalizzato Rosy, perfetto, ma Sina Fuori devi visto 298 video. Mamma mia, ti ringrazio, se non guardi tutto per intero, infatti, sei una donna, che bello, viva le donne. E che? E Rosy se puttini, raccominciamo. Batalio. Vai, vai, tu, tu sei tutto rubando, Mary. Allora, il caffè è sopra e tra un po' partiamo con la ricettina. Quindi vi stavo dicendo, facciamo come vi avevo detto, perché ieri volendolo, ho lo sgombro ieri sera non si poteva levare di bocca, ragazzi, buonissimo, buonissimo, mamma mia, veramente eccezionale. Con le uova che ho trovato ieri, perché come vi ricordate ho fatto un ginecologo, buongiorno Matti, buongiorno Maria Tumminello, eccoti, eccoti, che bello. Dimmi come si vede poi Maria. Ho trovato le uova e in due le uova e in uno sgombro ho trovato il lattume. Vi avevo promesso che oggi avrei fatto la pasta. E così sarà. Ma stamattina inciampai in alcuni asparagi veramente che mi dicevano chiamami, chiamami. E così li ho chiamati e mi invitava e mi invitava a casa. Li ho portati a casa e domani intendo fare un risotto. E però ho la necessità di fare una preparazione che poi mi agevolerà nel fare il risotto domani. Ok? C'è più luce, ma dipende da chi? Da me, da te, dal telefono. Boh, io non ho idea. Se abbasso la luminosità che è peggio, non lo so proprio. Boh, mi dovrò informare meglio. Ma non rende bene, Maria, fa schifo da seguire su YouTube. Io non ho idea. Così magari poi la prossima volta mi regolo meglio. Per cui, oggi farò anche questa base perché la devo preparare precedentemente, con anticipo, ecco. Per il risotto di domani preparerò un burro acido, anche perché io poi questo risotto di asparagi lo farò con la crema al tartufo, quella che mi ha dato l'azienda, ve lo ricordate? Quindi farò un risottino agli asparagi con questa crema di tartufo e la mantecatura sarà fatta con questo burro acido. Se è una bella giornata è normale che c'è più luce, sì, c'è già, Maria. Non è che si va a mare, a casa siamo. Maria Sclafani. Guardo Tube, aspetta, va bene, Rosy. Più che altro per capire se è qualcosa che devo regolare io, se c'è qualcuno che è un po' più esperto di YouTube, io lo ringrazio. Per te è un po' fastidiosa. Qualche utente di YouTube mi sa dire se posso porre rimedio a questa luce? Sono più luminoso, wow! Sara Cirino. Se ho qualche cosa per poter regolare, salva, disattiva microfono, niente. Niente. Boh, non ho idea. Sei la sa, ho capito, Sara Cirino, sono i Cirina. I Cirini sono i fiammiferi. In Sicilia una volta c'erano i fiammiferini, quelli di cera, non so se ve li ricordate. Quelli piccoli, piccoli, piccoli con la capocchia di zolfo. In siciliano si chiamano i Cirina, perché erano i cera, la cera piccola. Ti illumini di immenso, oh bella madre. Lo so, su TikTok si vede bene, su YouTube devo informarmi con qualcuno che è più bravo di me, magari mi sa dare qualche dritta. Non credo sia un mio problema, è una vita che me lo dicono. Lo so, Sara, scusa, è una battuta scontata, perdonami, non lo faccio più. Comunque, se avete magari la possibilità di guardarlo sia su TikTok che su YouTube, è meglio. Su YouTube mi conta un pochino di minutaggio e mettevo pieno in cascina. Il caffè è da uscire, così aspettiamo che si ricampano ancora un po' i cristiani. Grazie per tutti i partecipanti, su YouTube già siamo in 6 e per me è un numero, eh? Per i più sarà una sciocchezza, ma per me è tanta roba.
Nathan, pure che a sogno, alla grande Nathan, minchia fedelissimo, grazie Nathan. Magari su YouTube i commenti leggo meno, meglio perché siete di meno. Qua siete, eravate poco fa una cinquantina, il numero sale e scende, 1700 like, bellissimo, grazie. Anche su YouTube qualche like lo potete mettere, non è che va a apparire male, non siate timidi. Condividete, fate quello che volete. YouTube, ho bisogno di ossigeno da YouTube. Nathan, ma quanti telefoni hai? Mamma mia, sei un grande. Pasticceria Eden, buongiorno. Daniela, buongiorno. Il caffè è uscito. Prendo il caffeuccio e partiamo subito. Ricette veramente molto semplici quest'oggi, eh? Semplicissime. Però buone, ma buone, buone. Goduriose, goderecce, chiamatele come volete. Ce l'ho, ma non serve a niente, perché sei già illuminato. Maria Sclafani, ci metto già la luce, siamo a mare, piglio fuoco. Maria Sclafani è qualche cosa che non è regolata bene nelle impostazioni o di YouTube, nel mio canale o del mio telefono. Che non è che non si vede troppo luminoso, quindi al contrario. Buongiorno la Mazzara, buongiorno a te. Per te Amaro, alla grande Maria, anche per me. Poi li posso trovare dove per replicarle? Grazie. Su tutti i miei canali, da YouTube a TikTok, Licia Sorcina 0. Licia, li puoi trovare non è che, tranquilla. Basta che tu clicchi spaghetti all'uovo di sgombro Andrea Matranga o quello che è burro acido Andrea Matranga, sia su YouTube. Qui su YouTube l'immagine è scarsa, io vorrei sapere il perché, se qualcuno mi può dare aiuto e riuscire a capire il perché l'immagine del canale YouTube è così scadente. Non lo capisco. Prego, Licia, benvenuta e sono felice di averti tra noi. Ovviamente metto una pochi like, metto una poco segui, perché mi fa piacere. E da dove lo aumento il contrasto? La sa. Io qua ho l'illuminazione del telefono che può o diminuire o aumentare. Se aumento praticamente non vedete niente. E il contrasto da dove lo aumento? Andrea, mi leggi da dove? Su TikTok? Ti sto leggendo. Ciao Giulio. Mi vedi con la nebbia? Lo so, perché ho due connessioni attive. Ah, ecco, questo non lo... Sono tutte e due attaccate col wifi, obiettivamente. Dite che potrebbe essere così che YouTube penalizza un po', che fa così schifo YouTube e TikTok lo sovrasta. Vabbè, vedrò di informarmi con qualcuno. YouTube ha un servizio, per esempio, assistenza clienti, ora ci vuole eccezionale, rispondono subito, ci sono... Minchia, TikTok può muovere. Minchia, chiedi una cosa e manco ti rispondono, quindi... C'è un sigliolaro vicino. Minchia, vero, guarda che c'è un sigliolaro. Niente, poi chiederò a YouTube il perché di tutto ciò. Se voi restate sintonizzati, comunque le visualizzazioni YouTube mi contano, io vi ringrazio il minutaggio. Magari su YouTube anche qualche picciolo lo buscano, TikTok, minchia, potevo morire di fame. Hello from Athens, Greece, grande, bella Grecia, noi siamo un po' grechi, un po' greci, scusa, Greek, noi siamo un poco greci, su cinesi, ti toccano cinesi su paese, penso. Un po' qui e un po' là, grande Rosalba, io ti adoro, così ti voglio. Allora, mettiamo la ricetta perché sennò vi c'ho un travagliamo. La prima che andrò a fare sarà il burro acido. C'è anche l'immagine al contrario, cioè che vuoi dire? Ah, è speculare, io le vedo uguali. Mi sa che devo fare questa, devo dare questa, devo chiedere all'assistenza, loro nel giro di massimo 12 ore rispondono. Andrea, ho trovato un compaesana sulla tua like. Live? Che bello, hai visto Maria? Caramba che sorpresa, accanto a dire Andrea che sorpresa. Va bene, mettete like, condividete, vedete YouTube, sono in diretta ovunque. Mamma mia, modello Giuditta, signore e signori.
Amore, andare che avevamo petit, minchia, poi ci siamo. Minchia, con i cazzate. Allora, andiamo a finire a fare il burro acido e poi facciamo l'esecuzione della ricetta della pasta. Burro acido, tegame, 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 uno qualunque. Burro acido è una preparazione basica per i risotti. Che un riso non c'era, ottavo anno. Mannaggia. Allora, andiamo a fare oggi il burro acido. Il burro acido, il grande Gualtiero Marchesi, il maestro, poi si inizia a fare la pubblicità nei McDonald's, però nessuno è perfetto, ragazzi. Però è il grande maestro. È stato pioniere, caposcuola, professore, tutto, chi ci può dire se ci dice, un grandissimo. E cosa serve questo burro acido? Praticamente serve ad evitare il soffritto quando facciamo il risotto e poi l'aggiunta del vino. Per cui si partirà domani, ve lo farò vedere, con un riso a secco. L'acidità me lo porterà questo burro acido. Adesso andiamo a fare la preparazione perché poi ha bisogno del suo tempo per riposare, per questo la sto facendo oggi per domani. Partiamo subito. Tegamino. Io do un aroma in più con le foglie di alloro, perché sono siciliano e annate ad auro mi piace di morire, e qualche chicco di pepe nero. Perfetto. Fino a qua tutto molto chiaro, anche perché è veramente semplice. Mettiamo in tegame, facciamo tostare a secco a fuoco lento. Quando cominciamo a sentire il profumo del pepe, inseriremo aspetta, e tagliare i cipolle, se no che abbiamo fatto, ok? Io ho messo il taglio tutti i live, quindi tegamino per adesso è exotato, quindi spento, tagliamo la cipolla, non è necessita che sia un taglio certosino, piccolino, microscopico, perché poi dobbiamo comunque filtrare tutto, ok? Quindi come bene niente. Le dosi le trovate sotto i miei video, quindi se siete interessati a questa preparazione vi andate a cercare burro acido Andrea Matranga su YouTube o su TikTok e troverete tutte le dosi che vi servono. Io lo taglio discretamente piccolo perché poi per filtrare ho bisogno se no di un colino gigantesco, invece così mi basta un colino più piccolino. Fino a qua ci siamo? Bene, sono contento. Ok, tagliata la cipolluzza, adesso posso accendere il tegame e cominciare a far andare un po' di pepe e alloro. Quando si comincerà a sentire il profumo, vado ad inserire una nocciolina di burro, proprio una nocciolina, abbasso il fuoco al minimo e metto sulla cipolla. La cipolla deve praticamente stufare col burro, non deve imbiondirsi assolutamente no. Si deve ammorbidire e poi vediamo la fase seguente. Fino a qua credo tutto chiaro. Torno a ripetere, è una ricetta veramente molto semplice. La figata, uciauro, esatto, il profumo. La figata di questa preparazione è che si può conservare, come farò oggi io, nelle vaschette del ghiaccio. La dose mettetela dentro, mettete nel congelatore e le usate al momento, anche perché per mantecare il burro vi ricordo che deve essere ghiacciato, molto freddo. Se no la mantecatura va a farsi fottere. Dice, ma poi i fai minore il ghiaccio, a me mi sembra che ci mettono il ghiaccio. A posto, quando è pronto, lo levate, l'indomani, dopo qualche ora, dipende dal congelatore se la vita è una Ferrari o la vita è una 500.
Peperoni, zucchine, nocevo, tutto cotto senza acqua. Alla grande, bravo Luca. E li mettete in un sacchetto gelo, questi vi lavate e ci mettete dell'acqua. E all'occorrenza prendete un cubetto, due cubetti, tre cubetti, dipende quello che vi serve per mantecare il risotto. Ecco Luciavolo, ma pizzicano pure gli occhi. Quindi abbasso il fuoco, perché ancora è troppo alto, e inserisco un pezzettino di burro. Perfetto. Siccome ho sbagliato e si bruciato tutte cose, ecco e faccio arrere. Questo è ciò che succede quando il fuoco non è basso. 2 minuti e rivediamo. A tutto c'è la soluzione, tutti sbagliamo. Quindi, questo. Purtroppo la distrazione, che quando sei in live, io ora ne ho pure due, minchia, devo guardare 200 cose. Vabbè, cose che succedono. Per fortuna nulla di grave, tutto è rimediabile. Camino. Allora, e un po' di pepe. Tanta pazienza, lo so. La pazienza, come ci sono i calamari. Ma sta parlando dei calamari. E stiamo in tema. Poi appena faremo le pause, magari fate domande tecniche su altri tipi di preparazione. Mentre sto facendo una ricetta, non chiedetemi di altre ricette perché non vi rispondo, perché sennò diventa un casino. Poi non se ne capisce più niente. Ok, poi lo faccio abbassare di temperatura. Rosy, che significa quando li friggi? Non devo friggere niente. Non lo capisco, vabbè, lasciamo perdere. Ripeto, ribadisco, la ricetta corrente, senza domande su altre preparazioni, perché se no andiamo a mare. Per cui io ora leggerò sicuramente qualche domanda di qualcun altro che mi tratterà di pasta alla carbonara, io non rispondo, non è una scortesia, non è un essere scortese, ma non rispondo, perché dobbiamo restare in tema. Poi voi sapete benissimo che io ho le pause per fare riposare i prodotti, per aspettare che scendano di temperatura. Su quelle pause vi potete chiedere chi due volete, tranne Piccio. Allora, per evitare di fare la cappellata di poco fa, l'ho tolto dal fuoco e faccio scendere la temperatura. Altrimenti appena metto il burro è troppo caldo e si brucia. Sto preparando in questo momento il burro acido, a seguire farò un condimento con le uova e il lattume dello sgombro. I sirene che non mancano mai, a me iniziano a picchiare sugno pazzo. Va bene Carla? Ragazzi, condividiamo, aumentiamo una pochi di like. Ieri abbiamo battuto il record di like, siete meravigliosi. Oltre i 31.000. Spettacolo, c'è un odore di pepe fortissimo. Mamma mia. Inebriante. Faccio scendere un po' la temperatura perché è veramente calda. Figurati. Anzi, sapete la verità? Anziché farlo stufare la cipolla, prima, la faccio stufare direttamente con l'acqua. Alla grande. Quindi, 1, 2, vino bianco secco e così lo fruttiamo. Aceto bianco. Mi mettiamo tutto il giorno. Pietro grande, figurati. Prego Carla. Quindi, i nostri profumi. Dopodiché, la cipolla la vado a trasferire dentro il tegame. Il vino bianco che dovete scegliere è un vino bianco non impegnativo, quindi un vino bianco secco che non abbia grande aromaticità.
in questa preparazione non ce ne fotte niente dell'aromaticità. Quindi la cipolla nel tegame, abbassiamo il fuoco, facciamo ridurre di un terzo, ok? E poi continuiamo la preparazione. Io qua nel frattempo mi preparo qualcosa per la prossima ricetta pure, che è quella delle uova di sgombro, ovviamente. Ovviamente. Fino a qua tutto chiaro? Buongiorno Antonio. Spero di sì. Vabbè. Veramente semplicissima, però vi posso assicurare che se per alcuni tipi di risotti, se fate così, esce fuori qualcosa di straordinario. Veramente. Gne gne, buongiorno a te. Te va pure a rima, che dici? Buh. Perdonatemi, qua c'ho un inconveniente tecnico. Mamma mia. Non riesco a levare la visualizzazione dei commenti. Buh. È un macello sto coso. Come si levano? Non so che sia successo su YouTube. Connessione. Mamma mia, però. Io non ho la più pallida idea di come non far più visualizzare i commenti. Ah, ecco, se lo vado su. Benissimo, perfetto. Allora, eccomi qua. Ci siamo di nuovo. Si è interrotta la trasmissione, c'è un macello, ci sta succedendo un macello. Qua va, sta bollendo, quindi dobbiamo farlo ridurre di un terzo. Io comincio. Prezzemolino ben lavato. Quindi stiamo passando alla seconda ricetta, eh? Qua si deve ridurre, non siamo qua solo a chiacchierare, giusto? Maria, oggi stiamo facendo due preparazioni. Una che è il burro acido, un gambetto che mi può servire, burro acido, e l'altra invece condimento per spaghetti con le uova di con le uova di sgombro. Facciamo un pochino. Minchia, su Aibu, questo pezzone fa schifo, minchia, è tutto gambi. Anche se con i gambi si può fare la clorofilla, si possono fare tante cose. Assolutamente. Abbassiamo al minimo e facciamo evaporare tutto l'alcol, o buona parte comunque. Insomma, deve diventare un terzo. E lo tagliamo nico.
Sì, le uova di cefalo buonissime, mamma mia. Altro che. Ma poi in Sardegna, ti stavo parlando, mamma che cucina meravigliosa, impegnativa, però poi ti bevi un po' di filo di ferro e digerisci pure le pietre. Signor Fans, minchia onestamente, Nico Nico, minchia lo commentavo in Sicilia, minchia non lo so quale altro. È vero Antonio, minchia, che bella, che buona sta cucina che è. Buongiorno a te, Baule. Vabbè, Maria, vedo solo un nome. Cucina sarda è stupenda, dice. È ottavonano, non è un ciumiette, lo so c'è da fare impressione, però è buono. Metti solo le uova, che vuoi che ti dica? Non sei l'unico, assolutamente. A tantissimi fa impressione il lattume. Io mi scanto che se mi mangio un semmo non esce un cinto, mi esce vecchio sgombro, fra 9 mesi. Minchia, unisco lattume e uova nel mio stomaco. No, 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 lo so, non faccio paragoni, grazie per il complimento, capisco cosa vuoi dire. Però certe volte quando poi io penso, quando qualcuno sostiene che la nostra cucina vecchia di tutto, non parlo di Sicilia, parlo in generale, no? Ogni, ogni territorialità ha questo campanilismo che la nostra è amici di tutti, poi tu ci pensi e dici, ma anche se vai in Sardegna ne esce pazzo, se vai in Emilia ne esce scemonito, cioè, in qualunque regione dove vai, e poi anche all'estero, quindi non cominciamo a dire l'Italia, l'Italia, l'Italia. Poi vai in Giappone e dici, mica la cucina giapponese chissà è. Ma a me facevano capire che era solo sushi. Diciamo che forse tra le cucine meno Yeo c'è quella britannica, che tranne un paio di prodotti, poi insomma un paio di pietanze non sono niente di che. Quella australiana, diciamo, è abbastanza giovane, trovi un po'. Insomma, poche sono le località dove la cucina, almeno a gusto mio personale, per carità, poi ognuno magari c'è a cui ci piace, non mi hanno entusiasmato, perché anche in America trovi tantissime cucine, quindi poi alla fine, con tutte le etnie che ci sono negli Stati Uniti, trovi da mangiare veramente alla grande. Boh, non lo so, io in Germania non conosco, mi dispiace, non sono preparato obiettivamente. Vincenzo, buongiorno a te. Il prezzemolo è meglio farlo a poco alla volta, perché se vi mettete il mazzone davanti diventate cretini, non riuscite a farlo piccolo piccolo e fate più casino che altro. Aspetta, piglio un contenitore. Invece se lo fate poco alla volta, fate un lavoro sicuramente migliore, tutta la vita. Maria fa un odore, fa un ciauro e lo metti. Importante il prezzemolo ben lavato, eh? Mi raccomando. Cerchiamo la paragiallo al meglio. Grazie per aver gradito la like. Grazie a tutti quanti, grazie. Grazie, grazie, grazie. E cominciamo a tagliare quello che è sul Nico Nico. Grazie per i fedelissimi di YouTube. Soltanto in due alla grande. Per me è minutaggio ora ci vuole. Come chiamare questo un giocatore di pallone. Che è minutaggio.
Buongiorno Ales, buongiorno. Che cucino oggi? Sto facendo due preparazioni, il burro acido e poi il condimento per gli spaghetti la- con le uova e il lattume di sgombro. Signori miei, se condividete un po' questa live io vi ringrazio moltissimo. Se voi condividete, TikTok pensa che sia carino da vedere e magari mi manda un po' più virale. Magari accalappiamo qualche passante che come spesso poi mi dicono ma non eri miso, non t'avevo visto mai, ma sai che mi piace. A stento sai fare la pasta, e allora che poi ti dico, se attaccate fa quattro risate, perché ogni tanto facciamo cabaret, Ales. Quindi di tanto in tanto non c'è che fissare in bocca, la gente ride da morire. Magari impari a cucinare. Ma perché no? Da te dipende, soltanto da te. Credimi, da nessun altro. Grazie Rosy per aver condiviso. Che su YouTube due fedelissimi incurdate da alla grande. E addirittura, cioè, no, obiettivamente è un coltello impegnativo. Però sappi che si taglia uno solo con i coltelli che non tagliano, con quelli buoni, a meno che non ci mette proprio la mano sotto, può capitare, perché non tagliando bene, spesso il coltello scivola dal cibo che vai a tagliare e ti colpisce la mano. È giusto giusto quando deve colpire la mano però taglia benissimo, chissà è una cosa, un mistero, come si suol dire. Invece il coltello che taglia bene entra, esce che è un piacere e se lo sai minimamente usare non ci sono grandi pericoli. Il nostro burro acido sta continuando ad andare. Burro acido, la preparazione, l'acidità. Buongiorno Johnny. Hai visto? Il signor burro simpatico, ti fai ridere. Hai visto? Hai visto di sti 7K Alex? Mettimi una poco di segui, mettimi una poco di like, condividi. Cugini, parenti, zite, zite, picciridde, adulti, anziani, so che è? E chi è pure fatto. Ancora qualche minuto e io finisco di tagliare un prezzemolo, no? Giusto? Già ti seguo. Bravo, così mi piace. Antonio, grazie per aver condiviso la live. Johnny ha gradito la live e io ti ringrazio. Io pezzi di Ciunzu. Ciunzu sarebbe il ramo. Ah. Dice, chef, ma caffè con tutto questo prezzemolo, ma intanto ammazzo vino, non ammazzo chi sto è. Un congelo. Che devo fare? Non è che a casa siamo un ristorante che ne usiamo in quantità. Qua, una volta ogni morte di papa, buttarlo è peccato. Certo, non è come quello fresco, no, fresco. Però a casa sfido chiunque a non congelare il prezzemolo. C'è qua accatta già congelato, figurati. Buongiorno Corradina. C'è una scatoletta del prezzemolo congelato. Agno sì, fai un po' di prezzemolo alla casa. E vabbè, ognuno. Questo poi lo metto in un contenitore, quello che non uso, lo congelo. E al momento è indubbio che per certe cose ti preferisco.
Pure tuo marito sta prendendo il prezzemolo, alla grande. Vi ricordo che sono pure online live su YouTube, quindi fate una passata. Anche se mi hanno detto che non si vede benissimo, ma io lo vedo che non è il massimo della vita. Santa ben arrivato, Giovanni ben arrivato. Lo faccio. Che cosa? Un prezzemolo con geli? Galleggi con K, secondo te metto il K a leggere con calma mentre stai travagliando, user fatta la pesca, non so come si chiama, user 8800, quello che è, tu stesso, secondo te mi metto K a leggere? Poi sarebbe carino che magari ti presentassi un nome, un cognome, una faccia, e leggerei volentieri qualora fossi fermo, non ti offendere, ma sto lavorando. Pasquale, buongiorno a te. Ah, su YouTube sei tu uno dei due. Grazie Johnny, grazie che mi dai il minutaggio. Moreno, ben arrivato. Buenos días de Madrid, España. Hermana, bienvenida. Muy bien. Però parliamo italiano, va. Tu come stas? Ricordo che quando giocavo avevo imparato un po' il castigliano, perché avevo un compagno di squadra argentino e mi dava lezioni di castigliano, che parliamo di una vita fa, che è diverso dallo spagnolo, differente. Il castigliano è una lingua, lo spagnolo è un'altra. Ok, il prezzemolino è fatto. Di là sta marciando. Ora io nel frattempo, come voi sapete, devo dare una bella pulita a tutto. Ecco, eccoci qua. Visto, metti di lato. E torno fra pochi secondi. Non me ne andate perché dobbiamo continuare le preparazioni. Adesso abbiamo fatto un po' di basi e poi le preparazioni tra qualche minuto. Ok? Qualche secondo, il tempo che do una pulita e lavoriamo nel pulito tutti quanti. Sono sempre qui con voi, non vi preoccupate, non vi abbandono. Puliamo, diamo una sistemata, magari vi giro così magari mi guardate mentre pulisco. Se vi va, se no niente. Va bene. Questo è uno. Eccoli qua, questo di qua, questo buttiamo, eccomi qua. Nel frattempo se volete condividere, se volete mettere una pochi di like, se mi volete seguire anche su YouTube e mi date un po' di minutaggio anche là, io vi ringrazio, ma se no non vi preoccupate, va bene uguale. E sono adesso subito da voi. Sta qui.
asciughiamo un po' il tagliere e lo rimettiamo a posto. Eccoci qua. Mettiamo un po' di mentuccia. Eccoci qua, riecchime. Aspettate che si giro male, perfetto, dovremmo esserci, credo di sì. Boh. E allora, di là è fatta, di qua continuiamo a fare ridurre un po'. E allora, prendiamo un coltello casalingo perché non me ne fotte niente e tagliamo un po' di pomodorini. Perché oggi la farò rossa questa pasta. Laura, buongiorno, ben arrivata, mi fa piacere. Sto facendo il condimento degli spaghetti con le uova di sgombro e poi il burro acido perché domani farò un risottino agli asparagi e alla crema al tartufo. Siccome oggi ho visto degli asparagi bellissimi, io adesso mi faccio del burro acido che userò domani per mantecare il risotto. Burro acido già, diciamo, la preparazione è messa avanti e adesso sto facendo un po' di basi per il condimento della pasta. Questa è una pasta che si può fare o in bianco, quindi semplicemente un po' di aglio, un po' di olio, un po' di prezzemolo e del peperoncino se vi piace. E poi si aggiungono le uova e il lattume, si mantecano con la pasta calda. Oppure, come sto facendo io adesso, con un po' di pomodorino. Mia moglie non ama la pasta in bianco, quindi un minimo di pomodorino io lo devo mettere. Non conosci il burro acido? E allora resta con noi. Buongiorno Rosalia. Burro acido è un elemento fondamentale per la riuscita di alcuni tipi, per la ottima riuscita di alcuni tipi di risotto. Ecco. Mi stavo incartando, va? Praticamente ti consente di non utilizzare soffritto, di cuocere direttamente, tostare il riso direttamente in tegame, senza nessun grasso, e poi ti dà acqua e salutare a tuo marito, Tony Tilaro. Ciao Tony Tilaro, marito di Laura. Eh, quindi, andiamo avanti. Eccoci, ci siamo. A questo serve il burro acido, va bene? Quindi non si deve usare il vino per sfumare, non si deve usare il soffritto, assolutamente niente di tutto ciò. Trovi la ricetta sempre nella mia homepage, con le dosi e tutto. Grazie Johnny, mi sono un po' incartato secondo me, però mi fa piacere che comunque ho reso l'idea. Perché quando leggo messaggi che poi esulano, per favore non chiedetemi cose che esulano dalla ricetta, vi prego. Non vi offendete, perché poi significa che magari chi non è interessato ai vostri argomenti si annoia e se ne va, quindi restiamo in tema. Poi quando faremo le pause, che mi sedo sulla mia bella sedia a dondolo, mi potete chiedere, tranne piccioli, chi vi volete. Saluti, altre ricette, tutto chi vi volete. Facciamo un attimino il riepilogo di tutto, ok? Cosa ho fatto oggi? Ho trovato, vi dicevo, questi asparagi. Li ho comprati perché domani voglio fare un risotto con asparagi e questa crema al tartufo che mi hanno donato l'altra volta. Fatto questa premessa, per ottenere un ottimo risotto, io uso per questo tipo di preparazione un burro che è cosiddetto acido, non significa che è scaduto, assolutamente no. È un burro al quale viene apportata l'acidità da alcuni ingredienti, la cipolla, l'aceto, il vino bianco. Io l'ho pure profumato con un po' di alloro e un po' di chicchi di pepe. Si fanno cuocere tutte cose dentro a fuoco veramente bassissimo e si fa ridurre di almeno un terzo. Quindi ristretto. Fatta questa preparazione, poi viene il seguito, state sintonizzati e vi faccio vedere qual è il resto della preparazione. Dovete uscire il burro dal frigorifero, fatelo ammorbidire, non deve essere squagliato, morbido. Ok? Poi mi sono fatto del pomodorino, in mancanza di miei che non si fa il pomodorino, sa fa, usa la pigliare su che santemo. Tipo dato. Rosalia, ma che cosa stai dicendo?
Tipo dato cosa? Ma dato di che? I dati si gioca a Monopoli, lo dico pure in tutti i miei video, con i dati giocateci a Monopoli. Ehm, quindi pomodorino, le uova che ho trovato ieri che ho fatto l'ostetrico ai salmoni, sì, allo sgombro e dentro il loro pancino ho trovato sia uova che lattume, quindi li userò entrambi. Ehm, quale dato? No, mi state facendo confondere. Li userò entrambi, per cui adesso mi sono tagliato il pomodorino che userò appunto per questa pasta, saranno degli spaghetti. Della cipolla, un po' di menta, un po' di aglietto, i rametti di prezzemolo che ho tolto e che adesso vado a riprendere. Ah, nella vaschetta del ghiaccio, tipo dado Rosalia, non ho capito niente, sì. Poi io questo burro acido lo metto nel congelatore nelle vaschette del ghiaccio. Scusami, non avevo capito. Esattamente. E lo uso all'occorrenza. Ne meglio 2, 3, 4, dipende quanto riso devo saltare. Ok? Cos'è il lattume? Io sapevo. Il lattume è quella parte che a contatto con le uova genera la vita e solitamente è una parte maschile. Spero di essere stato chiaro. Infatti ho detto, io ho paura che siccome mangio sia lattume che l'uovo, fra 9 mesi partorisco uno sgombro. Ok? Boh, allora, qua si sta riducendo parecchio a fuoco lento, questa cipolla deve totalmente ammorbidirsi in questo, chiamiamolo intingolo di vino bianco, aceto e poi ho messo questi aromi che è l'alloro e il pepe nero, che potete anche non mettere. Ti piace la spiegazione, Patti? Ha reso perfettamente l'idea, mi fa piacere. Quindi, per cui a qualcuno faceva impressione, qualcuno poco fa mi disse a me fa impressione l'attore, e l'ho capito, ma intanto. Ehm, Va bene, mi sembra che sia tutto abbastanza chiaro, tutto sta marciando. In cucina, quando le cose vanno in lavorazione bene, anche non bene, si dice sta marciando, marcia bene o marcia male. Buongiorno soprattutto, ma soprattutto buongiorno. Era ottavo nano, esatto. L'ottavo nano si impressiona con l'attore. E mi pare pure giusto, e non è l'unico, non è l'unico. Maria Martinez, buongiorno a te. Ok ragazzi, quindi adesso mi sono tagliato il pomodorino. Vado a prendermi il- lo spicchietto d'aglio che non trovo. Non giuro che avevo uno spicchio d'aglio, l'avrò buttato involontariamente. Va bene. Ne vado a prendere un altro, mentre facevo pulizia l'avrò cestinato. Ah no, ecco, ecco. Ora ci siamo. Qua sta andando una meraviglia, per cui poco poco di cipolla che avevo preso, ma non ricordo anche questa volta dove l'avevo messa. Eccomi qua e andiamo al taglio. Sul coltello. Purtroppo, come avete visto, ho i lavandini lontani, quindi per evitare di lasciarvi troppo da soli, mi organizzo. Grazie Johnny, ma grazie infinite. Seguite il consiglio di Johnny, ma scherzi. Tagliamo piccola piccola la cipolla. Vado a cucinare una pasta con le uova e il lattume di sgombro, Maria Martinez. E poi sto facendo un burro acido, che è per il risotto che farò domani, un risotto agli asparagi e crema di tartufo. Non tantissima cipolla, basta poca, perché comunque sia,
il quantitativo è anche minimo, perché io sogno a dieta, posso dare una forchettata, poi mi tocca di mangiare un po' di pasta in bianco. Per cui la mangerà mia moglie, mentalmente. Quindi, tagliata piccola piccola, penso che si veda. Schiacciamo l'aglio perché a me non piace, se a voi piace ve lo tagliate pure piccolino. Io lo leverò. Ma anche su YouTube mi abbandonarono tutto e scapparono tutto, in effetti vedendosi così fa schifo proprio. Comunque. Burro acido. Bene. Qua sta continuando ad andare. Io adesso dà fastidio questa luce? Non credo. Ok. Giro l'olio in padella. E metto giù aglio, cipolla, in questo modo, gambettini di prezzemolo e se volete anche uno spicchetto di peperoncino, secco, fresco, come volete voi. Burro acido, devi seguire tutta la preparazione, così hai fatto un riassunto. Sono qui non ti scantare. Buongiorno, Grazia. Ok. La cipolla sta continuando a stufare con gli elementi acidi che ho messo al suo interno, praticamente è trasparente. E adesso lo vado a togliere. Soffritto sta andando, bull. Trasparente lo si può faccio pure vedere. Si vede? Vino, che sto attento al soffritto, io qua nel frattempo ho spento alla cipolla, così non va oltre, bisogna resta sulla cipolla, vedo tutta l'acidità. Fino a qua credo che sia tutto chiaro. Johnny, ma abbandonai su YouTube, però, Johnny, scusami, Nathan, perché caccia lo zero, mannaggia. Ti capisco, tranquillo. Johnny, grazie per aver condiviso, Alessandra ben è arrivata. Soffritto sta marciando, io metto anche un po' di menta, poi l'aglio lo caccio via insieme... Cos'è che si vede male? Johnny, si vede male, c'è una brutta immagine. Poi vado a cacciare via il, come si chiama, l'aglio in camicia e i gambi di prezzemolo, ovviamente. Ciao, e vado giù di pomodorino che ho tagliato. Semplice. Quella casa di camponi YouTube, non potete scappare, ce n'è uno. Di un segnale di vita questo numero uno su YouTube. E lo so, e devo capire il perché. Più tardi manderò una mail a YouTube. Loro rispondono sempre. Mi sapranno dire il perché. Ah, ci sei tu, Johnny, sei un grande. Poi una macinata di pepe. Poco di sale e spadelliamo. Cottura veloce, fuoco bello allegro, 2-3 minuti ed è pronto. E lo tenevi di lato. Grazie Johnny che sei il mio capultrà. È come Johnny è come un pudisuno, non lo capisco. Pudisuno, non lo so che vuol dire, pudisuno, non lo so, termine che non conosco, scusatemi. Grazie Maria Tumminello. Ciao, ma troppo ciao, troppo odore buono c'è. Ok.
facciamo insaporire e spengo. Quindi, pomodorino spento, lo metto a fuoco, se no continua a cuocere perché il pomodorino è un gusto personale, a me non piace. Pitrusino, no piddusino, puddisino, pitrusino, come un paese, Petrosino, sì come un pitrusino. Ottavolano, piddusino, che è il suo piddusino, mannaggia. Ciao Floriana, da te è puddisino? Si dice puddisino, puddisino, pitrusino e puddisino. Da dove sei? Da dove vieni? Quale città della Sicula? Della Siculania? Allora, andiamo a noi. Burro ammorbidito. Io già l'ho cubettato così si ammorbidisce pure prima. In una ciotola, a caetta, aittamo. Poi andiamo a filtrare. Prendo un altro contenitore perché poi devo amalgamare il tutto. E ho terminato. Piccolo contenitore. Un attimino che prendo, ecco qua, per evitare che il sotto della pentola possa recare danno. E lo vado a filtrare. Vabbè, mi serve un cucchiaio semplice, non dovrebbe prendere cose enormi. Sto facendo del burro acido per un risotto agli asparagi e crema di tartufo che farò domani e poi la salsa per gli spaghetti con le uova di sgombro, uova e lattume che ho trovato ieri. Ieri tu eri presente e te lo dovresti ricordare. Ma magari mi piglio una cosa un po' più grande non è meglio. Vabbè, facciamo finta che non ce l'ho a portata di mano e mi si deve perdere tempo. Quindi filtriamo le cipolle, dobbiamo soltanto ricavarne il liquido. Io ho un liquido parecchio acido, parecchio, acido quanto basta. E appena lo proverete nei vostri risotti, fate un semplice risotto al parmigiano o quello allo zafferano che è quello di Gualtiero Marchesi poi alla fine. E poi mi sapete dire. Mi dà una marcia in più ragazzi, fidate. Una marcia in più. Certo Laura, e poi mi devi fare sapere come viene. Se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, quanto ti è piaciuto. O su via, tanto assomiglia a Panariello. In freezer, mesi. Cioè, non c'è bisogno tanto che te ne fai sapere quanto. Io a dose minima, io sto facendo 250 grammi di burro. E poi tutto il resto degli ingredienti ti va a leggere nel mio video. Quindi con la dose dei 250 grammi di burro, la voglia di risotti che ci vuoi fare. Buongiorno Beba. Di dove sei? Che cosa cucini? Un fiorino. Che voce vuoi dare? Chi sei? Cosa vuoi? Un fiorino. Allora sto cucinando la pasta con le uova e il lattume di sgombro, poi il burro acido, mi chiamo Andrea e vengo da Palermo. Va bene così? Che mi sono persa, minchia, Roseballo. Ne ha poche cose devi dire, cara mia. Mannaggia. Bergamo Alta. Esatto. Il sogno luoco. Luoco in siciliano significa stupido. Uno dice che è luoco.
Questo è il liquido che abbiamo ricavato, poi una bella spatulicchia, ma ci potete andare anche col cucchiaio, per me ne fotte. Leviamo i pezzi di cipolla, che deve essere tutto, e andiamo inserendo. E amalgamiamo, vai. La bella lavandara. Alla prossima, bebba, non ti preoccupare, no, io qua sono. Domani facciamo un risotto con... che cosa erano? Asparagi e crema di tartufo. E mescolate. Amalgamate e mescolate. Amalgamate e mescolate. In cui sono? Hai tua suocera a Palermo, hai visto? E picchi un tapo e tinge in mano, mannaggia. No, per una persona di una certa età lasciare casa è un problema. Aspettate che io spengo YouTube perché tanto non mi sta cagando nessuno. Scusate il francesismo. Ok, abbiamo interrotto lo streaming su YouTube.